vaccini, indagine della Procura di Perugia. Zaia, ho detto io al dottor Flor di informare il NAS della nostra lettera ad AIFA. Stamattina il direttore generale della Sanità Veneta ha ascoltato a Treviso. E mentre il Veneto si conferma in zona gialla, ci si avvicina al 21 febbraio, un anno dall'inizio dell'emergenza. Zaia, un incubo che ha fatto riscoprire il senso di comunità dei veneti e sul futuro ripensare il modo di concepire gli ospedali. Vo, paese simbolo di un anno di Covid, i ricordi del sindaco, la zona rossa e il comune blindato furono momenti durissimi. Oggi il canto degli studenti per guardare avanti. I dati sul turismo in Veneto nel 2020 certificano il disastro, meno 60% di arrivi con una punta di oltre il 90%. Solo Venezia ha perso 9 milioni e mezzo di turisti. Tre lettere anonime potrebbero riaprire il caso di Iole Tassitani, si fa il nome di un mandante illegale, non credo sia lui, ma di certo Fusaro non ha agito da solo, appello della sorella. Rosà ancora sconvolta per la tragedia dell'anziano che ha ucciso la moglie malata e si è tolto la vita, dai cittadini al sindaco, impensabile il dramma di Domenico e Antonietta. I deputati veneziani del Movimento 5 Stelle, Maniero e Spessotto, nel mirino dell'espulsione dopo il no alla fiducia al governo Draghi. Siamo coerenti con l'elettorato, attacca l'ex sindaco di Mira. Crimi si dovrà assumere la responsabilità delle sue decisioni. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo parlando dell'emergenza coronavirus, dando subito uno sguardo al bollettino di Azienda Zero con gli ultimi dati relativi alle positività nella nostra regione, che sono 556 se rapportate al bollettino di questa mattina. Complessivamente nelle ultime 24 ore in Veneto si registrano 941 nuovi positivi, 21 invece i decessi registrati in Veneto sempre nelle ultime 24 ore. E dell'acquisto di vaccini è tornato a parlare oggi il presidente Zaia, che auspica che l'inchiesta del NAS faccia chiarezza sull'intera vicenda. NAS di Treviso, che oggi hanno incontrato il direttore generale della Sanità Veneta, il dottor Flor. Ho chiesto io al dottor Flor di scrivere ai NAS il 12 febbraio, quindi c'è anche corrispondenza, che abbiamo anche avvisato i NAS. Nel senso che abbiamo avvisato i NAS il dottor Flor ha scritto ai NAS e ha scritto, vi informo che abbiamo scritto ad AIFA perché c'è sta roba. Risale allo scorso 12 febbraio la comunicazione della Regione ai carabinieri del NAS per informare della lettera scritta dal Veneto il 3 febbraio ad AIFA. NAS che ora, su incarico della Procura di Perugia, sta indagando su un presunto mediatore per forniture di dosi di vaccino dopo la segnalazione partita dalla Regione Umbria. Il dottor Flor, che oggi è andato dai NAS, immagino che sia legato al fatto di Perugia e al fatto che oggi si incontri con i NAS a Treviso. E porterà le carte, porterà i nomi di questi signori che io non conosco. Ed è durato 4 ore l'incontro tra il direttore generale della Sanità Veneta, Flor, e il comandante del NAS di Treviso in merito ai contatti della Regione per valutare la possibilità di reperire vaccini sul mercato. Flor, da quanto si apprende, è stato sentito dall'Arma su delega della Procura di Perugia. Ben venga l'operazione che fa Perugia, perché finalmente farà chiarezza. Io auspico che questa verifica fatta tramite i NAS sia profonda e sia anche incisiva. Io sono molto ansioso di vedere l'esito di queste verifiche. Dobbiamo venirne fuori velocemente, dice Zaia, ad un anno dall'inizio della pandemia in Veneto, e per farlo, aggiunge, bisogna vaccinare, e torna a parlare poi di passaporto vaccinale. Credetemi che fra qualche mese qualcuno dirà loro sì e tu no, semplicemente perché alcune comunità saranno vaccinate e altre no. Perdiamo competitività. Vaccinazioni fondamentali in uno scenario nazionale dove, a causa delle varianti, peggiora il rischio epidemico. La situazione nazionale non è per nulla rosea. Io sono molto preoccupato dell'evoluzione della situazione nazionale. Ne ho parlato anche stamattina col collega Bonaccini. Noi dovremmo assolutamente fare una prima riunione tra presidenti di regione nelle prossime ore. Penso che sia fondamentale poi prepararsi, perché voglio ricordare che scade il DPCM il 5 marzo.
Nelle 4 ore di colloquio nel comando del NAS di Treviso, il dottor Flora ha spiegato agli investigatori che la Regione Veneto si è mossa settimane fa per verificare se ci fosse un'eventualità di reperire sul mercato vaccini anti-Covid. In tal senso ha informato l'AIFA e, non avendo avuto un'opposizione da parte dell'Agenzia del Farmaco, ha proceduto in queste attività. L'indagine avviata avrebbe chiarito Flora era ed è a carattere conoscitivo e non è stata finora avviata alcuna trattativa. Si voleva cioè accertare se vi fossero basi concrete e nel contempo acquisire tutte le informazioni relative sia alle figure dei mediatori che del prodotto proposto. Flor ha accompagnato le sue dichiarazioni con le documentazioni in possesso della Regione Veneto, ovvero la corrispondenza inviata e ricevuta in risposta, i nomi di quanti si erano messi in contatto con l'amministrazione di Palazzo Balbi. Sarebbero una ventina i promotori, i cui nomi non sono ora all'attenzione del NAS per ulteriori approfondimenti. Gli investigatori intendono poi verificare anche se tra queste persone vi sia anche il falso intermediario già indagato dalla Procura Umbra. Nel cercare di percorrere ad ogni costo autostrade con corsie privilegiate, il Veneto rischia di schiantarsi. Lo afferma il portavoce delle opposizioni in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni, commentando la possibilità di negoziare e poi acquistare i vaccini al di fuori del percorso istituzionale individuato dall'Unione Europea. La questione è troppo delicata, dice ancora Lorenzoni, per affrontarla tramite annunci roboanti, riferendosi all'apertura dell'inchiesta da parte della Procura di Perugia. Lorenzoni aggiunge che serve un approccio serio e rigoroso. E nell'incontro di oggi alla Protezione Civile di Marghera, Zaia ha tracciato anche un bilancio dell'anno di pandemia da incubo in Veneto, ponendo anche una riflessione sul futuro delle strutture ospedaliere. Io dico che non dimenticherò mai quest'anno. È un anno nel quale noi siamo stati privati della nostra libertà. È un anno che noi non abbiamo vissuto da liberi. Mai avremmo pensato di passare le nostre giornate a parlare di morti, di terapie intensive e di ricoverati. Mai avremmo pensato di girare con la mascherina. Mai avremmo pensato di vedere un paese che si chiama Vo, perimetrato da un'ordinanza del Presidente della Regione con i militari che controllavano i varchi. Mai avremmo pensato di fare 7 milioni di tamponi. Mai avremmo pensato di avere 3.400 ricoverati in ospedale che vivevano la difficoltà di una persona che sta affogando. Mai avremmo pensato di dover programmare più del raddoppio delle terapie intensive di una regione che storicamente ha sempre avuto quelle. Mai avremmo pensato che il modello sanitario che abbiamo disegnato per certi versi ci ha salvato per la sua efficienza, ma per altri ci fa fare dei ragionamenti. Vi faccio un solo esempio. Avete notato che c'è stata una stagione nella quale l'ospedale è stato vissuto come un grande centro di happening commerciale, la parrucchiera, il bar, la libreria, che è una bella idea, no? Però abbiamo capito che negli ospedali ci devono entrare solo i malati. Mai andremo oggi a realizzare un ospedale con queste tutte divagazioni sul tema. Quindi torneremo probabilmente a quella corrente architettonica che è stata definita dal brutalismo, dove l'ospedale sarà un parallelepipedo molto efficiente, diciamo performante sotto il profilo delle cure. Tra tanta negatività ha avuto un aspetto, diciamo, bello, che è stato quello che abbiamo riscoperto una comunità. E guardate che il popolo veneto è venuto fuori tutto in questa vicenda. E penso che tante cose, tanti risultati non li raggiungevamo se non c'erano i veneti coalizzati contro questo virus. Il 21 febbraio di un anno fa a voi i primi 2 casi di coronavirus in Veneto e purtroppo anche la prima vittima. Nelle parole del sindaco di Vo, Giuliano Martini, il ricordo durissimo delle prime 2 settimane di zona rossa. Noi ci siamo reinventati completamente tutto, siamo stati chiusi e sigillati per 2 settimane e solo quelli che sono rimasti all'interno del comune di O possono parlare
parlare e esprimere il concetto di quello che hanno provato. Quelli che hanno vissuto fuori non possono sapere cosa abbiamo provato. Venerdì 21 febbraio 2020, i primi 2 casi di coronavirus a Vo. Il martedì successivo 10 posti di blocco chiudono il comune con dentro tutti i suoi abitanti. Farà memoria domenica, un anno esatto dalla morte di Adriano Trevisan, la prima vittima italiana della comunità di Vo, che si ritroverà prima in piazza, poi davanti a questo ulivo piantato su una delle rotatorie d'ingresso al comune in ricordo di tutte le vittime del coronavirus. Un grande cuore tricolore appeso al municipio. Il sindaco Giuliano Martini rivive con noi frammenti di storia che resteranno indelebili nella sua memoria. Ho telefonato una sera una coppia di genitori che stava tornando da una visita specialistica per un bambino che stava molto male, stava tornando a casa e si era fermati sul posto di blocco. E vedere questo bambino in macchina che piangeva fuori dal posto di blocco che stava tornando a casa mi ha fatto un enorme... mi ha emozionato molto, perché capivi che noi eravamo di qua, loro erano di là, dovevano tornare, la difficoltà. Lì i carabinieri sono stati esemplari perché hanno capito immediatamente il problema e hanno risolto all'istante il problema, quindi sono stati, però l'emozione è quella, noi siamo di qua, loro sono di là, il bambino vuole tornare a casa, era tardi, era quasi mezzanotte, l'emozione è quella che ti fa pensare. Lì ho pensato veramente che eravamo proprio chiusi dentro. Il pianto del bambino, l'angoscia dei cittadini chiusi a chiave in questo splendido angolo dei Colli Euganei, il pensiero alla vita, al lavoro e nei suoi occhi l'orgoglio del sindaco, primo cittadino di persone che si sono riscoperte comunità. Sono orgoglioso perché i cittadini di Vo hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e insomma mi hanno dato parecchie soddisfazioni. Ideale avvio di queste giornate di anniversario a Vo, il canto di speranza dei ragazzi delle scuole medie nella piazza del paese che lunedì vivranno insieme un evento intitolato Io ricordo. Il canto degli studenti della scuola media di Vo, abbracciato da un timido sole di fine febbraio, guidato dall'insegnante di musica. Rinascita e speranza, lo dicono come solo gli adolescenti sanno fare, con coraggiosa timidezza, la stessa che ha mosso le dita di Michelle sul flauto traverso. È stato emozionante anche perché io quando suono il flauto sono sempre ansiosa, però mi sono lasciata andare, quindi sì, è stato emozionante. Ragazzi che prima di altri hanno conosciuto il duro lockdown, come raccontano Anna ed Emma. Durante il lockdown mi sono un po' tranquillizzata perché comunque i casi erano un po' scesi e adesso sono un po' preoccupata, però come ha detto Michelle bisogna imparare un po' a conviverci e bisogna aspettare il vaccino. E anche non potendosi toccare, però si possono passare dei momenti divertenti con gli amici, non solo a scuola. Sabato 22 febbraio 2020 la scuola di Vo era già chiusa, prima delle altre del Veneto che non sarebbero rientrate in classe dopo il ponte di Carnevale. E allora dal cassetto dei ricordi il dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio ne estrae 2 che proprio alla sua scuola sono legati. Uno è il 27 febbraio, quando ci siamo collegati per la prima volta ed è stato emozionante sentire i bambini dall'altra parte, ciao maestra, felice di rivederti. E poi il momento più emozionante non può che essere il 14 settembre, quando abbiamo inaugurato l'anno scolastico col Presidente della Repubblica, e vedere tutti i nostri studenti lì, avere la sensazione, e lo dico insomma con una certa mestizia, che quel giorno tutto poteva essere possibile, persino cancellare il coronavirus. La pandemia non è vinta, ma di strada ne è stata fatta. E allora lunedì i ragazzi, ognuno nella sua classe, si uniranno in videoconferenza durante una mattinata dal titolo Io ricordo, per fare memoria e riaccendere i sogni.
Voltiamo pagina, parliamo di maturità 2021 con il piano del ministro Patrizio Bianchi. Non voglio, dice, sentir parlare di tesine. I maturandi sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di 5 anni. Dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato sulle materie di indirizzo, concordandolo con il consiglio di classe. Da qui comincerà l'orale che si svilupperà poi anche sulle altre discipline. Un'uscita apprezzata dall'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, d'accordo anche sulla scuola prolungata fino a fine giugno. In questo caso io sposo questa disponibilità, questo lancio di proposta del Presidente Draghi, però non deve esserci un però. Non è che si recuperano materie che invece la scuola ha ben organizzato, e la didattica a distanza, anche con le difficoltà, è stata molto capace, la nostra scuola è stata molto capace di rispondere alle esigenze, ma c'è un problema di socialità, c'è un problema di vivere insieme. Più che una questione didattica, la proposta di un calendario scolastico protratto tutto il mese di giugno, come annunciato dal nuovo Premier, va incontro alle esigenze di socialità e relazione dei più giovani, sempre più compromesse dalla pandemia. Questa è la convinzione di Donazzan, attorno alla quale va costruita ogni programmazione con strutture scolastiche e parti sociali. Tenere aperta la scuola a giugno deve passare da un accordo con il sindacato e bisogna trovare veramente della serenità. Non deve essere il senso di non avete fatto bene e quindi prolunghiamo l'anno, punto. Deve essere invece la scuola, la didattica a distanza ha fatto molto, ma manca di alcuni aspetti e quindi proviamo a recuperarli. Prima di tutto la socialità tra i ragazzi. Principio che Elena Donazzan ha già condiviso in un primo incontro con il neo ministro alla scuola Patrizio Bianchi, suo pari grado in Emilia-Romagna per 2 mandati. I rapporti tra di noi sono molto felici perché c'è stima reciproca. Io auguro a lui un gran lavoro e un buon lavoro, perché la nostra scuola ha bisogno di essere rispettata. Ecco, basta Arcuri, basta banchi con le rotelle, basta ministro Azzolina che cambiava un giorno sì, un giorno no. Abbiamo bisogno di serenità. I dati ufficiali del turismo certificano l'anno da record negativo per il 2020 in Veneto. Non c'è riuscito il terrorismo globale, non c'è riuscita la grande crisi economica scoppiata nel 2008. Non c'è evento che negli ultimi anni abbia devastato il turismo veneto come il Covid. I dati ufficiali del 2020 aggiornati sono impietosi, meno 61,1% degli arrivi e meno 54,4% delle presenze, con il picco massimo negativo ad aprile, meno 95,7% di flussi. Un'apocalisse causata in maggior parte dallo stop di turisti stranieri, soprattutto tedeschi e austriaci. Nel 2020 le loro presenze si sono contratte del 68%, mentre quelle nazionali sono calate del 25%. Leggere la progressione dei dati mese per mese fa venire i brividi. A gennaio più 8,1% e febbraio più 2,1%. Poi lo tsunami. A luglio una timida ripresa con numeri che comunque rappresentavano la metà di quelli registrati nello stesso mese del 2019. Poi una nuova inesorabile progressione negativa, meno 28% ad agosto, a settembre meno 31%, a ottobre meno 58%, a novembre meno 73%, a dicembre meno 74,5%. Tutte le destinazioni hanno risentito della crisi. Le città d'arte e le località termali sono le più colpite. Soltanto Venezia ha perso 9 milioni e mezzo di turisti. Spiaggia litorale meno 46%, la montagna meno 24%. Dimezzate le presenze anche nell'area delle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Le province più colpite, Verona, Venezia, Padova e Treviso, con perdite attorno al 60%. Risollevarsi significa ripartire da 2 punti chiave. Uno, il piano vaccinale importante per mettere in sicurezza non solo la nostra popolazione ma anche tutte le persone che giustamente lavorano nell'ambito turistico. Secondo, salvare le nostre aziende turistiche e imprenditoriali devono essere salvate con un grande intervento, con un grande piano finanziario che le metta in sicurezza per poter ripartire il più velocemente possibile. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi la cronaca tra poco.
Eccoci in diretta, come detto, con la cronaca. 3 lettere potrebbero riaprire il caso di Jole Tassitani, la donna di Castelfranco Veneto uccisa e smembrata nel 2007 da Michele Fusaro, oggi in carcere. Le lettere fanno il nome di un possibile mandante molto noto in città. A questo nome crede poco l'avvocato della famiglia Tassitani, Roberto Quintavalle, sempre convinto però che Fusaro non abbia agito da solo. Si faceva il nome di una persona castellana, sì, una persona di Castelfranco, e anche qui chi ha fatto le indagini deve dirci se ha trovato qualcosa in merito, ma evidentemente, visto che non è mai più stato considerato, non appare negli atti penali, ha ritenuto come me che non c'entrasse nulla. Quelle lettere anonime recapitate esattamente un anno fa al padre e alla sorella di Jole Tassitani e allo stesso avvocato Quintavalle facevano un nome preciso, un uomo noto nella Castellana, definito uno zingaro, scritti subito consegnati in procura a Treviso. Consegnato al procuratore della Costa e dopo una quindicina di giorni ci siamo visti in tribunale e mi ha detto che le aveva appunto consegnate lui alla Procura di Venezia per competenza. Quintavalle, se da un lato dice chiaramente di non credere a quel nome scritto in maniera sconnessa, dall'altro torna a ribadire la linea adottata nel corso del procedimento contro Michele Fusaro, quell'omicidio per il quale arrivò la condanna a 30 anni non fu soltanto opera del falegname bassanese, ci sarebbero dei mandanti, sicuramente dei complici, la pista è da ricercare proprio nelle frequentazioni del Fusaro. Ero convinto, e non cambio adesso opinione, che fossero dei, chiamiamoli magrebini, non so neanche io come definirli, personaggi che il Fusaro frequentava, perché aveva uno che gli traiava i capelli, che lo faceva così per ciappar quattro scheghe, come si dice in Veneto, e era di quelli là, e frequentava questo tipo di persone. Anche l'aver ridotto il corpo a pezzi dissanguati è macelleria islamica, la chiamo io. Per questa sua convinzione, all'epoca del processo, Quintavalle aveva ricevuto delle minacce. Io ho avuto dei pizzini con i quali mi veniva chiesto di non citare più la presenza di complici, e quindi mi sentivo sotto controllo un pochino anch'io. La partita quindi resta in mano alla Procura di Venezia e a questa si appella la sorella di Jole, Luisa, che chiede comunque di aver riscontro sul nome riportato in quelle lettere anonime. Non stiamo accusando nessuno, ma abbiamo sempre sostenuto che Fusaro non abbia mai detto tutto quello che sapeva. Le sue parole pronunciate quando si fanno concrete le possibilità di rivedere il detenuto Fusaro in permesso premio. Ad appoggiare la richiesta della famiglia Tassitani anche il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon. Per la sua comunità il delitto di Jole resta una ferita aperta. E adesso torniamo a parlare della tragedia che si è consumata, tragedia familiare che si è consumata ieri nel Vicentino a Rosà con quel suicidio. Via Cadolfin a Rosà Civico 39, quello che rimane di un dramma consumato nella giornata di ieri, rimane un cartello, lutto di famiglia, qualcuno ha posto anche una pianta con dei fiori bianchi, questo omicidio-suicidio da parte di Domenico Bizzotto, 84 anni, che ha ammazzato la moglie. Oggi apprendiamo che è stato un taglio netto alla gola con appunto un coltello per poi togliersi la vita impiccandosi nel vano di quello che è il vano della caldaia. Ebbene, oggi abbiamo cercato di raccogliere le testimonianze dei vicini, ecco che cosa ci hanno detto, sgomenti, alcuni non hanno voluto parlare, non hanno parole davvero. Ma ieri a pensare, una roba grande secondo me. Si è fatto proprio stanca proprio adesso della vita, perché aveva anche avuto dei problemi da anziano, mi hanno toccato che è andata io. Una brava persona che lavora come un demonio, come il pulitore del ferro. Una roba strana, se quindi serve che sia una roba che viene da lontano, invece mi è successo qua. Mica ho parlato con lui la sera prima. Cosa vi siete detti? Niente, come sempre, era normalissimo. Guardate, siamo amici proprio. Secondo lei perché ha fatto una cosa così? No. Avrà visto la moglie così e si è tirato la testa.
da una denuncia del padre di un 12enne che durante il lockdown era stato contattato via chat da un'avvenente adolescente che lo aveva invitato a denudarsi e a compiere atti di autoerotismo, assicurandogli che poi quelle immagini non sarebbero state divulgate. Invece quelle immagini sono state messe in rete. A quel punto è partita la denuncia e le indagini della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Veneto, che hanno scoperto che dietro a questa avvenente ragazza si celavano in realtà dei quindicenni che di fatto, utilizzando un account femminile, riuscivano ad estorcere contenuti pedopornografici ad altri minori per poi diffonderli con l'intento di denigrare le loro vittime. 4 i minorenni nel Rodigino che sono stati denunciati. La politica per i parlamentari veneziani del Movimento 5 Stelle, la nascita del governo Draghi è destinata a provocare uno strappo insanabile. Ecco perché Alvise Maniero e Arianna Spessotto hanno votato no e sono stati espulsi. Con il voto alla Camera si è sancita l'uscita dal gruppo parlamentare 5 Stelle di 2 dei 3 eletti nell'area metropolitana, Arianna Spessotto e Alvise Maniero. Noi abbiamo preso degli impegni, milioni di persone hanno votato contro una linea politica che non fosse taglia e svendi per uscire dalla crisi e Draghi rappresenta questo, la garanzia che si voglia approvare questo. Non subito, ma tra un po', quando l'epidemia sarà scemata. Io non posso votare contro il mio paese su ordine di nessuno, tantomeno su minaccia di Vito Crimi. Un esito in qualche modo annunciato proprio alla vigilia del voto di fiducia, quando con un post su Facebook Maniero commentava: avevo già ribadito che voterò no, per carità, poterlo anche fare contro le irreversibili minacce di Crimi è un valore aggiunto, lo riconosco, ma non serviva davvero scomodarsi tanto con gli incentivi. Tantissimi ci avevano creduto, non ci credono più. Guardate i commenti sotto il post dell'espulsione fatto da Vito Crimi, insomma penso siano purtroppo abbastanza espliciti. Io gli porto anche la mia solidarietà, però ha lui la responsabilità di questi errori. Un voto di coerenza con se stesso e gli elettori. Bisogna fare di necessità virtù, ma questo non vuol dire governare in appoggio all'austerità europea con partiti da Forza Italia fino a Liberi ed Uguali. Che maggioranza è? È evidente che è un commissariamento italiano, è una troica italiana, lo sappiamo, nessuno dirà a Draghi cosa fare. Stessa sorte per Arianna Spessotto, deputata sandonatese al secondo mandato alla Camera. Io l'ho sempre stimata moltissimo ed è una delle tante colleghe e colleghi coraggiosi, non perché gli altri non lo siano, ci mancherebbe, ma che su questo non ha potuto scendere a compromessi. Lei c'è stata, è venuta, ha votato no e io non posso camminarla ancora di più. Una grande rappresentante veneta. La coerenza di Maniero si era vista tempo fa quando con il suo no al MES gli fu ritirata la presidenza della delegazione italiana all'Assemblea del Consiglio d'Europa. C'è chi, scusate il modo di dire, ma venderebbe la sorella per avere una poltrona. Io ho rinunciato volentieri alla mia, ho lasciato che mi cacciassero dalla presidenza della delegazione appunto che presiedevo, ma pur di mantenere la barra dritta su quello, il no alla riforma del MES. Alvise Maniero, da sindaco di Mira, poi al Parlamento, ora che cosa ha intenzione di fare? Ahimè, la legislatura è ancora in piedi, quindi io tuttora sono un parlamentare della Repubblica. Pochi minuti fa sono stato cacciato dal gruppo parlamentare. Io andrò anche a verificare se, ripeto, legalmente questo è stato fatto nel modo corretto, ma io mantengo il mio impegno, quelle battaglie le porto avanti e finché io avrò quel seggio e sarò lì a portare quelle istanze non mollerò un passo. Siamo in chiusura, ma prima di salutarvi vi ricordo domenica 21 febbraio sarà, come detto, passato un anno dall'inizio dell'incubo Covid in Veneto e proprio domenica alle 21:15 su Antenna 3 andrà in onda L'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est che ripercorre i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre. Il racconto, le voci, i servizi, i momenti più importanti della lotta del Veneto contro il coronavirus. Appuntamento dunque da non perdere domenica 21 febbraio a partire dalle 21:15 su Antenna 3 con il documentario L'anno del virus. È davvero tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Bentrovati al meteo. Il campo di alta pressione che si è insediato sull'Europa ci terrà compagnia per altri giorni ancora, caratterizzando il weekend. Il tempo si manterrà stabile, anche se non sempre soleggiato. Anticipo di primavera con temperature piuttosto miti. Nel dettaglio sul Veneto la giornata di sabato 20 febbraio sarà all'insegna, come vediamo, di un cielo grigio. In montagna si affermano invece ampi spazi di sereno che invece sulle zone pianeggianti saranno contrastati dapprima da nubi basse e poi da nebbie, specie durante le ore più fredde della giornata.
La colonnina di mercurio si porterà su valori ben oltre la media stagionale, temperature minime tra 1 e 7 gradi, valori massimi invece tra 11 e 13 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il sole non sarà molto presente, quantomeno in pianura. Sui rilievi dal pomeriggio invece sarà più soleggiato. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime invece sui 10-11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la nostra grafica ci mostra una situazione ben diversa, con tanto sole ovunque, salvo per locali foschie al mattino. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.